Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Anche Monfalcone si avvia a diventare, come il vicino porto di Trieste, un esempio di integrazione tra mare e terra, tra moli e binari. Recentemente, infatti, F2I Holding Portuale ha acquistato l'impresa Marterneri di Monfalcone. F2I è il primo operatore italiano per la movimentazione di rinfuse solide, ma persegue attivamente anche un progetto di integrazione con le ferrovie. Non a caso il fondo ANIA F2I ha acquisito il 92,5% di Compagnia Ferroviaria Italiana. Teoricamente, dunque, la città dei cantieri rientrerebbe in questa visione che vede nella movimentazione via ferro una svolta fondamentale, guardando anche i positivi risultati ottenuti da Trieste. Periodi difficili come il 2020 richiedono grande flessibilità per adattarsi ai cambiamenti del mercato. Per quanto riguarda il settore agroalimentare della montagna friulana, la mancanza di eventi, la riduzione delle giornate di mercato e la chiusura delle attività ricettive e della ristorazione hanno inciso notevolmente sui volumi di fatturato, già molto spesso risicati. Tuttavia il comparto ha dimostrato di sapersi reinventare. Quando a fine ottobre del 2020 si è dovuto annullare l'annuale evento Il Filo dei Sapori a Tolmezzo, l'UTI della Carnia, dal 1 gennaio Comunità di Montagna, che svolge abitualmente un'attività di coordinamento delle aziende per le manifestazioni Friuli Doc e appunto Il Filo dei Sapori, ha pensato a una nuova iniziativa per dare visibilità al settore e per creare nuove occasioni di vendita. È nata quindi la proposta, sempre buoni anche a Natale. Attraverso il nuovo sito www.ilfilodeisapori.com tutti hanno potuto anche da casa scegliere, acquistare e far recapitare in tutta Italia dei cesti natalizi con prodotti locali di alta qualità. Oltre il contatto attraverso il sito web, era possibile anche concordare la consegna della confezione scelta presso una delle aziende consorziate, favorendo così il contatto diretto tra il cliente e il produttore. Le aziende agroalimentari che hanno aderito al progetto sono state 28, tra le quali la capofila Caseificio Valtagliamento, Caseificio Sociale Alto But, l'azienda agricola Natur Pace, la pasticceria De Marchi e l'azienda vinicola Ronco dei Pini. L'iniziativa si è sviluppata anche grazie alla collaborazione con il consorzio Carnia Industrial Park, con uno sconto riservato a tutte le aziende dipendenti del consorzio in un progetto comune di valorizzazione delle risorse del territorio montano. Nei primi 2 mesi del brand Io sono FVG sono state oltre una settantina le imprese della regione che hanno richiesto e ottenuto il marchio che testimonia il loro impegno nella sostenibilità. Per le festività natalizie inoltre 56 prodotti hanno potuto fregiarsi del marchio blu, il quale, tramite QR code abbinato, consente al consumatore di verificare l'origine delle materie prime. I prodotti Io sono FVG della filiera locale vanno dai più tradizionali musette, frico, formaggi e latticini fino alle uova, le mele e i suoi trasformati, i sottoli e confetture, ma anche il pesce di valle. Alcuni produttori hanno anche creato dei cesti natalizi con i loro prodotti che i consumatori hanno messo sotto l'albero oppure sulle tavole delle feste. Durante la promozione, durata solo 10 giorni, sono stati distribuiti ben 520 cesti. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin.
in via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.